Gli alberi, siamo riusciti a superare, diciamo, questi problemi, ma non è detto che non ce ne arriveranno degli altri, diciamo, perché io sento questi bei frusci che fa parte, diciamo, della performance adesso. Dunque abbiamo detto questo è un vostro nuovo lavoro, però io appunto mi ricordo ci eravamo incontrati, dicevamo, un paio d'anni fa, no? Eravamo, se non sbaglio, in estivo fuori nella... Sì, è vero, avevamo suonato sotto i portici. Ecco, brevemente, adesso non dico di fare come Franz Coria, cosa è successo in questi ultimi 2 anni nella storia degli alberi? Che cosa, diciamo, i momenti salienti? Beh, allora, innanzitutto abbiamo cambiato un po' formazione, abbiamo una tastiera e suoni vari qui con noi, Giovanni, e poi abbiamo facciamo un applauso a Giovanni, anche se ci ha fatto... Per un bell'uomo così. Si è fatto venire 2 capelli bianchi stasera di sicuro Giovanni, con quei 2 minuti di buio, quindi insomma dobbiamo fargli un applauso. Prego, continuiamo con la presentation. Quindi prima c'erano 2 chitarre, diciamo, e adesso invece abbiamo una chitarra e una tastiera. Meglio. Sì, un po' più... E poi abbiamo il nuovo bassista, Luca. Che anche un applauso per Luca. Grazie del supporto. Nuovo bassista Luca. E poi per questa sera ringraziamo Oscar di essere qui a suonare con noi, perché... Oscar, tu sei più estemporaneo, diciamo, sei un po' più c'è di bosco, ma se capita, bravo, ci sta. Poi il caon è bello anche per quello, perché è uno strumento che ti metti lì, prendi e vai. Questa è una cosa straordinaria, sì. Quindi sì, il nostro batterista stasera non poteva esserci, allora insomma siamo riusciti fortunatamente così, a trovare qualcuno che possa darvi un po' di ritmica, va bene. E quindi questo sostanzialmente abbiamo, insomma, c'è stato questo cambio di formazione, e poi nel frattempo abbiamo registrato in studio questo nuovo disco che contiene 7 pezzi che potete trovare, insomma, su Bandcamp e anche voi, Spotify, recentemente anche su Spotify. E quindi insomma, poi sono stata in Germania per 4 mesi, quindi sono stata un po' ferma, loro intanto hanno registrato. Quindi proprio tu stavi in Germania e loro registravano. Questa sera le donne sono comode, un po' brutta come cosa. Beh, bella. E magari dicevi pure no, però così non mi piace. Sì, ragazzi, io mi collegavo da Skype e gli dicevo no, ragazzi. Ho capito. Senti, e questo soggiorno tedesco ha dato forma anche, si è trasformato in qualche lirica che hai fatto in tedesco? No, in realtà ci siamo più buttati sull'italiano adesso, perché prima eravamo più sull'inglese, anche questa infatti è ancora un retaggio del passato, diciamo. Adesso invece siamo un po' più sull'italiano, infatti i nuovi pezzi che stiamo scrivendo hanno testi in italiano, sì. Finalmente sono riusciti a convincermi, perché ero un po' io restia. Poi dopo che siete stati in Germania, sì, ho detto perché no? Manca un po' in italiano. No, è chiaro. Un po' che mangi cartofen, è chiaro che ti viene voglia dell'Italia. Comunque questa, scusa la mia digressione così anche un po' culinaria. E invece adesso abbiamo un pezzo ancora in inglese, però un pezzo, diciamo, prima della parentesi tedesca. In realtà no, in realtà già adesso il prossimo è in italiano, vedi, e anche quello dopo in realtà. E sul prossimo abbiamo anche girato un video che anche potete trovare sul canale YouTube. Questo video è in parte ambientato in campagna, in parte in un teatro, e il testo, parla di un attore di teatro che, insomma, a forza di interpretare ruoli diversi perde un po' la coscienza di se stesso, e quindi si ritrova da solo nel suo teatro alla fine degli spettacoli, quando le luci si spengono, le persone escono, a così riflettere nella penombra. Ormai è così anche col lavoro, forse cambia lavoro. Sì, uno non sa più e quindi un pezzo attualissimo. Sì. Scusami, però mi sono dimenticato il titolo. Si chiama Le tue ombre. Non so se l'ho detto. No, forse non l'abbiamo detto, ma noi lo ribadiamo. Allora lo diciamo ancora fuori, che c'è anche il video, signore e signori. Le tue ombre, gli alberi, al Salotto di Mao.
Gli alberi da questo nuovo lavoro The Glimpse, queste erano Le tue ombre. Abbiamo detto c'è anche un videoclip in circolazione che avete girato, diciamo, un po' in campagna, un po'.